Recupereremo questo buco nel cuore che è mio e di tutti gli altri. Famiglie Arcobaleno sono le più danneggiate e sarà nostro compito risarcirle perché i bambini sono tutti uguali. Grazie. Avuti Vladimir. Cosa dirvi? Sono felice anche che le famiglie Arcobaleno siano state discriminate ancora una volta e credo sia arrivato il momento di restituire i bambini, perché basta con questa cosa che vogliono comprare i bambini. Cos'altro? Ah, poi finiamola con questa storia. Perdonami. La donna più amata dagli italiani vi dice solo una cosa: mi stanno accusando di omofobia, ma l'omofobia non esiste, è solo propaganda politica. Scritto sulla cartella. Schiavolini. Perché Schiavolini è la cucina più amata dalle famiglie tradizionali italiane. I froci vanno a Ikea, si sa. Sì, hanno votato tutti i colleghi. Bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 372. Del nostro movimento di oggi non può essere qua. È stato fatto il minimo, forse meno del minimo. Non si poteva non fare quello che è stato fatto, però abbiamo cominciato. È solo l'inizio, è solo l'inizio, questo lo devono capire tutti coloro che hanno votato anche la fiducia dicendo che questo è un punto d'arrivo. No, noi abbiamo appena cominciato. Si volta pagina, finalmente l'Italia accorcia le sue distanze dall'Europa. Grazie alle associazioni, al movimento LGTB, un grandissimo atto di responsabilità, sapere che con questi numeri potevamo arrivare a questo testo sulle unioni civili, un testo pieno di diritti sociali, un testo migliorabile con un grande lavoro del Parlamento, in un Parlamento laico e democratico. Dare la vita per tante coppie, per un modo che veri le aspettative del loro futuro, credo ci possa rendere tutti orgogliosi per il lavoro che abbiamo fatto. Quindi grazie a tutti quelli che hanno lavorato per arrivare a questo risultato, che sono stati tanti in questi 2 anni in Parlamento.